Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura si chiude con 32 avvisi di garanzia e altrettanti indagati l'inchiesta su 2 siti di discarica tra Motta Sant'Anastasia e Mister Bianco nel Catanese. Il provvedimento ipotizza abusi nella gestione, il trattamento e lo smaltimento di centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti. Tra gli indagati l'ex sindaco di Palermo, gli imprenditori della Oikos SpA, il capo dipartimento della protezione civile Cocina e 3 commissari nominati dal prefetto di Catania. Maxi truffa per incassare il bonus cultura 18 app a favore dei neo diciottenni, sequestrati beni per poco più di 397.000 euro a un imprenditore di Palagonia che operava nell'e-commerce. Sono circa 1.000 i ragazzi che in tutta Italia avrebbero approfittato dell'occasione utilizzando in maniera indebita il buono. Anche il danno da contagio da HIV, oltre a quello da epatite, va risarcito e va riconosciuto anche al coniuge incolpevolmente danneggiato. Lo stabilisce una sentenza della Corte d'Appello di Catania che ha condannato il Ministero della Salute a un maxi risarcimento di 500.000 euro. Rissa in pieno centro a Palermo, i partecipanti si sono affrontati usando anche bottiglie e danneggiando alcune auto. Alla vista dei carabinieri sono poi scappati, tranne una donna che è stata riconosciuta dai testimoni e segnalata. Infuriata si è poi scagliata contro un uomo, facendolo cadere a terra e provocandogli la frattura dell'anca. E in chiusura ancora una volta la Sicilia si conferma la regione più economica d'Italia per quanto riguarda i servizi balneari. Come emerso dal report di Federconsumatori, nonostante l'aumento dei prezzi di ombrelloni e benefit stagionali, la spesa attuale rimane ancora nettamente sotto la media nazionale. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata!